video per augurarvi a tutti buon Capodanno. Infatti ancora, come ogni anno, accade il primo di marzo, che al tempo della Serenissima è già il primo giorno dell'anno secondo il calendario della Repubblica Veneta, in vigore fino al 1797, prima che arrivasse Napoleone Bonaparte. In origine però il Capodanno è già il giorno della nascita di Venezia, quindi il 25 marzo, e in seguito è stato spostato al 1 di marzo in concomitanza, diciamo, con l'inizio della primavera, e dopo è durata per secoli questa usanza di festeggiare il 1 di marzo appunto come primo giorno dell'anno. E in questi anni la tradizione in Veneto è stata ricappata soprattutto in terraferma, perché a Venezia non credo che ci siano, non che sia tanti festeggiamenti. Qualcuno può darsi che festeggia più che altro il 25 di marzo. Ad ogni modo, un tempo appunto anche nelle opere letterarie veniva scritto More Veneto MV alla fine, per indicare appunto, ad esempio, se già era febbraio 1520, e già riferiva a quell'anno lì, e poi marzo, il 1 di marzo cominciava il 2006, dunque si scriveva More Veneto in quel qualche mesi, diciamo, era proprio il modo di scrivere alla fine delle poesie o comunque le opere letterarie. E tradizioni che sono pure appunto per esempio i Putè che va a suonare i tamburi per strada e a far festa, e tradizione che sta a Ciapai, che si chiama il Battimarzo, diciamo al marzo o fuori a febbraio. Questi sono i tre nomi, diciamo, più usati, più da parlare per esprimere queste celebrazioni qua. Dunque buon Capodanno a tutti. Il discorso di fine anno non lo faccio perché lo ho fatto per quanto che riguardava il Carnevale Universale, e la speranza è sempre quella che questa guerra finisca e che siano tempi migliori, tempi meglio per tutti. Dunque buon Capodanno, buon inizio del 2023 secondo appunto il calendario veneto, la Serenissima. Al prossimo video.